Bene, ringraziamo il dottor Colombo. Adesso diamo la parola al dottor Pierantonio Belcaro, vicepresidente della nostra associazione che segue da ormai più di 12 anni la settimana europea dell'energia sostenibile. Grazie. Questa settimana è una iniziativa, adesso collego, A una certa età deve mettersi in piano. Allora, oggi siamo qui per parlare di un tema specifico, che è quello della raccolta e poi ovviamente il riutilizzo dell'olio vegetale e dei grassi animali per poter salvare il nostro mare e nel contempo produrre energia pulita. Questo tema deve partire da quelli che sono gli obiettivi posti a livello europeo per l'efficienza energetica, che vengono fissati al 39%, per il contributo delle FER, le fonti energetiche rinnovabili, sul totale della produzione, che viene innalzato al 40%, sempre per il 2030, e per le riduzioni di gas ad effetto serra, quelle quindi responsabili del cambiamento climatico, il cui traguardo è stato fissato almeno 55% rispetto alle emissioni registrate nel 1990. Questi obiettivi posti a livello europeo si articolano poi, per quanto riguarda l'Italia, in altri obiettivi particolari con il piano nazionale per l'energia e il clima. E qui siamo in presenza di una cosiddetta multilevel governance. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le decisioni non sono prese solamente ad un livello, ma c'è tutta una gamma di enti che intervengono. Allora, a livello mondiale, quando sentite parlare di COP26 e fra poco anche di COP27 che si terrà appunto a Sharm el Sheikh in Egitto in novembre, cosa vuol dire questo COP? COP vuol dire Conference of Parts, la conferenza delle parti. E quali sono queste parti? Le parti sono quelle che avevano gli stati che avevano sottoscritto nel 1992 il Trattato di Rio de Janeiro, che già aveva individuato il problema del riscaldamento globale e quindi della necessità di ridurre l'utilizzo delle fonti fossili come un obiettivo importante a livello mondiale. Poi è entrato in vigore qualche anno dopo, perché si è dovuto attendere la ratifica di almeno 50 stati, perché questo era previsto nel trattato, e di anno in anno viene fatta una conferenza dove si misurano i progressi o si vedono le difficoltà che si sono incontrate e si rinnovano gli obiettivi, come era stata per la COP di Parigi, per quella di Glasgow e così via. A livello europeo abbiamo una serie di direttive e di regolamenti, ma soprattutto di direttive, che sono quelle che fissano questi traguardi che abbiamo visto prima, compreso il famoso piano 20-20-20 al 2020, che era un po' anche un gioco di parole o numerico, se vogliamo, che era molto impegnativo, ma i cui obiettivi fortunatamente sono stati raggiunti. A livello nazionale abbiamo il piano nazionale integrato energia e clima, mentre a livello regionale abbiamo un piano energetico regionale. I comuni non hanno l'obbligo di fare un piano energetico comunale, ma tutti e 44 i comuni della nostra città metropolitana di Venezia hanno aderito al patto dei sindaci per l'energia e il clima, quindi sono tenuti a fare un piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, il PAESC. Prima si chiamava PAES, poi hanno aggiunto anche la C di clima. Allora, in quest'ambito, ecco, vedete su questa cartina si svolgono varie iniziative e quelle che si svolgono in provincia di Venezia sono le più numerose. Siamo partiti ieri a Portogruaro, questa mattina siamo a Chioggia, nel pomeriggio siamo a Mestre e domani siamo a Venezia, quindi abbiamo molte manifestazioni, molte occasioni di incontro e di confronto su queste tematiche.
La nostra associazione, come diceva il Presidente Resler, fin dal 2011 organizza questo tipo di iniziativa. Nel 2011 siamo stati a Mestre, questa è una via centrale di Mestre con i vari gazebo che abbiamo allestito. Nel 2012 abbiamo fatto anche una puntata qui a Chioggia, vedete questi gazebo davanti al municipio. Abbiamo avuto nel 2013 vari interlocutori politici sia di una parte che dell'altra. Nel 2014 abbiamo portato questo bus londinese per richiamare un po' l'attenzione dei passanti su queste tematiche. Nel 2015 abbiamo fatto delle iniziative con gli studenti delle scuole superiori, vari convegni. Poi nel 2016, nel 2017 abbiamo tra l'altro aderito ad un progetto europeo per la pratiche partecipative locali in materia di energia sostenibile. Abbiamo collaborato con l'M9, il Museo di Mestre, anzi siamo stati la prima manifestazione che hanno ospitato nel 2018 quando l'hanno aperto. Abbiamo avuto varie collaborazioni con gli ordini professionali per i crediti formativi tanto degli architetti, ingegneri e geometri. Il 2020, come diceva Resler, è stato l'anno del Covid e quindi ci siamo limitati ad una manifestazione all'aperto. Nel 2021 abbiamo avuto ospiti, tra gli altri 2 consiglieri regionali, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, e nel 2022 qui la nostra avventura continua. Ho messo una foto dell'Auditorium San Nicolò, che è quello dove ci troviamo adesso. Oltre a questa presentazione io vorrei dare anche dei dati, per fortuna sono dei dati incoraggianti, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo per il Veneto al 2020 era il 10,3 e siamo arrivati al 18,7%. 18,7% vuol dire insomma una percentuale ben superiore a quello che era il target. Ovviamente adesso viene fissato anche un target per il 2030 e quindi bisognerà impegnarsi per lo sviluppo di queste fonti, di cui una, che è quella del riutilizzo dell'olio vegetale esausto, forma un po' l'argomento sul quale ci confrontiamo oggi.